intanto buongiorno, mascherina un po' particolare, chi non ride serio, ed è vero, siamo come ogni mattina. Buongiorno. Buongiorno al titolare delle tre sorelle, qua abbiamo di fronte Paolo e Vincenzo, ormai il tavolo opposto, perché questo però quindi un juventino e un interista, Una merdaccia. vabbè, ci sono No, momenti. sono due juventini. I due juventini ci sono, e due interisti, quindi vedete che c'è anche questo gemellaggio che ecco, è qui. Aspettando la risoluzione governativa, leggete i giornali, barzellettina, e ci allacciamo alla barzellettina di ieri. È sempre Cappuccetto Rosso, sai la storia per Cappuccetto Rosso, va a trovare la nonna, lei era questa qua, l'ho trasformata io in bicicletta. Va in bicicletta, pipiri, per il bosco, arriva fuori il lupo, dico, sai, l'istinto cade dalla bicicletta rotta. Il lupo, oh, scusa, sai, gli viene un momentino di rimorso, non voleva fargli del male, scusa, no, la bicicletta te la metto a posto io, te la saldo io, e gli saldo la bicicletta. Il giorno dopo Cappuccetto va dalla nonna, però l'istinto del lupo è sempre forte, viene fuori, tac, cade dalla bici, rotta la bici, scusa, te la saldo io, insomma, gli saldo la bicicletta una settimana. La storia com'è? Che Cappuccetto Rosso va e il lupo mangia la nonna, si mette al posto della nonna. Allora Cappuccetto arriva, vede cosa fa e fa: ma nonna, che mani grandi che hai! È per accarezzarti meglio, bambina mia. Ma nonna, no, le ha detto che orecchie grandi che hai, no? È per sentirti meglio. Ma nonna, che occhi rossi che hai! È tutte le settimane a saldaia, ha detto. Ci vediamo domani, ciao.